Orlando. Fratello Carmelo, ci sei? Pace a Eccomi, te. mi senti? Dio ti benedica. Vai avanti tranquillo, lasciati guidare dallo Spirito Santo. Ci sentiamo? Ci senti? Io ti sento, tu mi senti? Sì, grazie a Dio. Vai avanti tranquillo, lasciati guidare dallo Ok. Spirito Santo. Volevo leggere un brano da Ecclesiaste, capitolo 4, versetto 12. Se uno può sopraffare chi è solo, due gli possono resistere. Una corda a tre capi non si rompe tanto facilmente. Questo è un brano che viene usato soprattutto per quanto riguarda le coppie, i matrimoni. Il fratello di prima ha pregato per le coppie, per i matrimoni, perché sono fortemente attaccati. L'istituzione del matrimonio creata da Dio, istituita da Dio, è fortemente attaccata. Però io penso che questo brano riguardi anche il credente, in quanto da solo il credente è debole e rimane molto, molto debole. A tal proposito, spesso sento fratelli che dicono che hanno Gesù nel loro cuore e questo è più che sufficiente. In realtà, se noi non facciamo parte della Chiesa, della sposa, in quanto sposa di Cristo, non è sufficiente avere Gesù nel cuore, è sufficiente per la propria salvezza, ma per l'opera è un'opera zoppa, perché non è all'interno della Chiesa. E quindi il credente deve fare parte della sposa, non può essere da solo, non può camminare da solo, deve cercare un'altra persona, una chiesa, in modo tale che si metta in accordo. Infatti questa parola ci dice una corda a tre capi. Accordo viene proprio da corda, perché da solo è debole e si può spezzare, mentre una corda a due capi è più resistente. Ma ricordiamoci che la parola ci dice a tre capi, quindi vuol dire che in questa unione fraterna ci deve essere Cristo, perché l'unione fraterna vera si realizza solo quando entrambi guardiamo a Cristo, quando si guarda a Cristo. Questo voglio pregare oggi, che ci sia unione tra i fratelli, che ci sia unione nella Chiesa, che ognuno di noi si possa realizzare, guardare a se stesso come alla sposa di Cristo, non come singola persona, ma come insieme dei figli di Dio che sono innamorati dello sposo Gesù e che insieme vogliono fare la volontà di Dio, che insieme camminano verso l'altare, verso Gesù. Quindi, Signore, io voglio pregarti questa sera, nel nome di Gesù, Padre, vogliamo venire alla tua presenza e ti chiedo, Signore, che ognuno di noi in questo momento possa fare veramente un passo avanti, soprattutto coloro che sono soli, che per delusioni varie, per dolori vari, Signore, non sono inseriti in nessuna chiesa, non sono in comunione con nessun fratello. Ti prego, Signore, di intervenire, di porre un freno a questa divisione dilagante che ci colpisce. Ti prego, che colpisce la tua Chiesa. Ti prego, Signore, di intervenire con potenza nel nome di Gesù, affinché i fratelli possano essere una cosa sola, un corpo solo, che possano guardare a loro stessi come la sposa. Perché uno da solo, Signore, si rompe, si spezza e il nemico facilmente lo piega. E noi vogliamo porre invece, Signore, un freno al nemico, cercando l'unità della Chiesa, l'unità dei singoli. Vogliamo, Signore, nel nome di Gesù questa sera implorarti ancora per creare questa corda a tre capi, per creare unione tra le chiese, per creare unione tra i fratelli, per creare un'unione perfetta, che non sia solo un'unione a parole, ma che sia un'unione alla tua presenza, Signore, in Cristo. Che sia un'unione potente, Signore, che tu possa essere il legame di queste due corde e creare questa corda potente, Sì, Signore, che il nemico non può sì, spezzare. Signore, alleluia. Rakita la Signore, nel nome di Gesù mahasandara Cristo, la parla ai cuori questa sera di kamashira tutti i la credenti di questa kamasara. nazione, affinché possano elevare una Rakita sola la voce, un maya solo cuore, sandara la identificandosi nella sposa di kamashiti Cristo, rakata la identificandosi nel maya corpo di Cristo. sanda. Intervieni, Signore, noi non Rakita la vogliamo che i maya fratelli stiano, sandara la Signore,
zoppi, che abbiano nel cuore l'amore verso di te, la passione verso di te, ma che hanno disprezzo verso la Chiesa. Signore, così non sia nel nome di Gesù. Intervieni con potenza affinché possiamo essere convinti che si crea unione nella misura in cui noi stiamo insieme ai fratelli e insieme ai fratelli in Cristo Gesù. Stendi la tua mano, Signore, elevati. Noi abbiamo bisogno in questa nazione che sorga il sole della giustizia, che si veda che c'è una Chiesa unita, una, sola, vera e potente. È vero, Signore, siamo divisi nel metodo, ma vogliamo essere uniti nell'obiettivo Cristo Gesù, nell'obiettivo di salvare questa nazione, di liberarla dal gioco del nemico, Signore, dalla potenza spirituale religiosa che domina, Signore, questo paese, anche dall'ateismo. In alcune parti c'è un forte spirito di ateismo, Signore. Noi vogliamo spezzare nel nome di Gesù Cristo e vogliamo, Signore, cacciare via ogni spirito malvagio che impedisce ai tuoi figli di essere una cosa sola, una sposa sola. Intervieni, Signore. Vogliamo, Signore, spezzare le corde del nemico per creare una corda unica, Signore. Un legame unico tra di noi, con te, Signore. Nel nome di Gesù intervieni, stendi la tua mano, che non sia, Signore, qualcosa che sia solo a parole. Vogliamo vedere, Signore, la tua manifestazione. Vogliamo un risveglio vero, vivo, potente, Signore, in questa nazione. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, perché siamo stanchi di girarci intorno e vedere persone che sono perdute, che continuano ad essere perdute. Vieni, Signore, elevaci, innalza la tua Chiesa, Signore, fa vedere lo splendore di questa sposa, fa vedere lo splendore meraviglioso del volto di questa sposa, affinché sorga il desiderio nei non credenti, Signore, nei perduti, di voler far parte di questa Chiesa meravigliosa che tu hai istituito. Nel nome di Gesù, Yeshara che rende Sara che ramala, Erachere Yeshe, Echara che remachera, Yeshivi di Asla Saram Desnakirma, Olara Yashada Rayasnai Sirikini. Signore, inizia dal piccolo dove siamo in questo momento, nella piccola città in cui viviamo. Crea, Signore, l'atmosfera giusta per creare unione spirituale, Signore, tra i tuoi figli, tra quelli che ti appartengono e che hanno scelto di seguirti in ubbidienza, per quelli che hanno scelto di seguirti con amore, per quelli che hanno scelto di mettere sul loro collo il tuo gioco leggero. Intervieni, Signore, da sapienza al tuo popolo, da sapienza, Signore, ai tuoi ministri, dalla sapienza celeste che viene dallo Spirito Santo. Non permettere che cerchiamo strategie umane, strategie, Signore, che vengono da questo secolo. Nel nome di Gesù parla ai nostri cuori, parla ai cuori dei tuoi ministri affinché possano avere intelligenza, sapienza, Signore, su quello che devono fare, su come unirsi, su come essere concreti ed efficaci affinché la tua parola venga veramente, Signore, diffusa, che possa toccare i cuori con potenza. Nel nome di Gesù intervieni, Signore. Ti voglio pregare anche per questo canale televisivo, Signore, per parola di grazia. Signore, noi vogliamo spezzare ogni impedimento che lo spirito di questo mondo vuole mettere. Nel nome di Gesù noi lo spezziamo in questo momento. Noi ordiniamo ogni spirito malvagio di abbandonare ogni suo proposito malvagio su questo canale. Vogliamo, Signore, che tu tocchi i politici, vogliamo che tu tocchi le persone giuste affinché non ci sia impedimento per parole di vita di andare avanti. Nel nome di Gesù te lo chiediamo, Signore. Nel nome potente di Gesù, perché noi sappiamo che questo è un mezzo di unione delle chiese, è un mezzo potente che arriva nelle case di tutti gli italiani, che può fare la differenza. Intervieni, Signore, nel nome di Gesù Cristo te lo chiediamo. Manda la tua benedizione soprattutto sul pastore Petrone, Signore, sui suoi collaboratori. Intervieni anche a loro dalla sapienza, Signore, necessaria per avere vittoria in questo paese. Nel nome di Gesù. Io ti voglio ringraziare, ti voglio lodare, ti voglio benedire. Tu sei degno di lode, di gloria e di onore. Signore, poco ringraziamo, io ti voglio ringraziare veramente perché hai dato a me questa possibilità, ai fratelli, Signore, questa possibilità. Hai dato a Carlo, Signore Petrone, veramente questa possibilità. Ti siamo grati, Signore, perché la tua bontà non finisce mai, è inesauribile. Grazie, Signore, per quello che stai facendo attraverso questo canale, attraverso
di noi attraverso questa staffetta, attraverso questa preghiera potente. Grazie, tu sei buono, Signore, sempre. Noi vedremo i frutti di questa tua azione, Signore. Noi già li sentiamo nel nostro cuore, li vediamo, Signore, davanti a noi. Tu sei benedetto e degno di lode, di gloria e di onore. Oya shelara kerandas naisara che karamarabidia shala randas nai. Ola ramaghe. Grazie, Signore, sei benedetto e santo. Amen. Alleluia. Gloria a te. Alleluia, Amen. grazie Signore, grazie Carmelo. Dio ti benedica, alla prossima, Dio piacendo. Pace, pace, pace. Un abbraccio. Pace.